Presidente, basta un sì, non ci sarà nessun rinvio, ma poi ci sarà un nuovo patto del Nazareno? Ma di che cosa stiamo parlando? Parliamo di cose concrete. Quel che succederà adesso è nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrà affidare, presumibilmente in tempi ultra rapidi, un nuovo incarico di governo. Matteo Renzi non ha aspettato nemmeno il conteggio dei voti per dimettersi. Ha convocato la stampa con un tweet poco dopo il primo exit poll e subito dopo, mentre le prime proiezioni reali incominciavano a confermare la vittoria del no, ha annunciato la fine del suo governo. Come era evidente e scontato fin dal primo giorno, l'esperienza del mio governo finisce qui. Credo che per cambiare questo sistema politico dove i leader sono sempre gli stessi e si scambiano gli incarichi ma non cambiano il Paese, non si possa far finta per l'ennesima volta che tutti rimangano incollati alle loro abitudini prima ancora che alle loro poltrone. Volevo ridurre le poltrone ed è saltata per prima la mia, ha detto con amara ironia, spiegando che ora la prima mossa spetta a chi ha vinto la nuova legge elettorale e quindi la prima prova politica vera dopo il voto, che secondo le analisi ha rispecchiato in pieno le indicazioni dei principali partiti, ma che prima di tutto, per rispetto, va letto per quello che è stato, un voto sulla riforma costituzionale che evidentemente non ha convinto gli italiani. Con qualche eccezione, l'Alto Adige a nord-est si è schierato con il sì, che ha vinto unico caso con il 63,69%, in Trentino ha invece votato no il 54,30%, in Friuli Venezia Giulia, dove l'affluenza al voto è stata altissima, ha votato il 72,5%, il no ha prevalso con il 60,97% contro il 39,03% del sì. Un dato anche politico, visto che la Presidente Serracchiani e anche il vice segretario nazionale del Partito Democratico è fedelissima di Renzi. Il Veneto ha invece avuto un comportamento molto simile alla media nazionale nei risultati finali, con il no vittorioso con il 61,9% e il sì al 38,1%. Grandissima però qui l'affluenza al voto, soprattutto a Padova e Vicenza, che hanno sfiorato l'80% dei votanti, ma la Regione Veneto nel complesso conquista il record nazionale con il 76,66% degli aventi diritto che ha votato. Ora quindi si aprono due prospettive, un nuovo governo o nuove elezioni, con l'Italia attesa da importanti impegni internazionali e il Parlamento che dovrebbe dar prova di amor di Stato e parecchi parlamentari che rinuncerebbero al vitalizio. La prima ipotesi sembra certamente molto più probabile.